todos e bene agattados a questo nuovo attopio con istorias. Oggi andiamo a questionare de universidade, de literatura sarda e lo facciamo con si stranzo de Duilio Cauci. Grazie a Duilio per essere con noi. Grazie a tu Giovanni, è un piacere in mano. Duilio, tu sei professore in Università di Casteddu. Har vivido l'università da scolano, da studente, come da professore. Commente este l'università quando sei entrato, commente sto? È cambiato meda. Io tengo in moi 51 anni, mancai non pare di. Quando sono entrato in questa domo manna che è sta duchessa in Casteddu, teniamo 19 anni. Dunque, se potete immaginare, riformas, controriformas, cambiamento su de genti e cambiamento su vinzas de essa maniera di traballare, de essa maniera di pensare a questo traballo. Dunque, tutto questo deu da pubbiu, de quando vemmo i scenti, e poi du seu biendi come traballatori dell'università, come professori. È cambiato meda. In mellus, come das cosas, e in mali, o altre cose, in peus. Quando tu hai cominciato quest'andala, prima hai studiato, poi sei diventato professore, quali sono le cose che più andavano bene e che invece più andavano male in le università, vedendela da commenti studente? Le cose buone tenenti pattisi malas, ponai. I professori mius teniano tempus meda per studiare. Poi questa burocrazia ancora non è applicata questa forma che applicavo in noi, questa forma ipertrofica che ti imprassa e ti vrimma da in suo traballo. Intanto i professori si vengono considerati figuras mannas di riferimento, vengono stimati della società e intanto podiano scioperai come ti fai lezioni, se quanto lezioni fai, quanto oras vai delle lezioni e quando attobiai spiccioccheddus, i scentisi. E poi no, poi è tutto schematizzato, dunque questo è mellus, poi i scentisi scinti quando da gattanta in facoltà e tu ci deppi stessi. Quando naras che su mercolisi sei singunisi, ci deppi stessi, ma quando avevo piccioccheddu deu, non ci vianta. Naranta ci sono su Merculisi, ma che venianta da Roma o da Firenze o da Milano e non ci vianta, non usa gattasta e non poteva stare in nuda. Dunque questo è mellus di una maniera, ma è male per un'altra cosa. Vuoi taga su tempus per studiare e meda per spago in moi di come ti veda in Sandus. In sa circa, da vai a sta mellus in Sandus e peus in moi. Non è prodotto su aici, prodotto i professori aici, ci vuoti schiacciare de bruso, manca questa burocrazia dos accappidi, dove in tutto, ma altro su prospago. È complicata questa cosa, su chi pari meglio su una parte, potete essere peus per un'altra regione. E poi una cosa che ti spanta in questo anno, tu hai naras all'università di Casteddu, è crescita immenso e non lo compariata. No, l'Università di Casteddu è sempre stata un'università di buona meda. Mancai in uno scante anno mellus in giurisprudenza, mellus in litteras, mellus poi studio a Medicina. È sempre stata una buona università di Casteddu. E poi, in facoltà di litteras, teneus pattis importanti e bonas, teneus collegas de fama internazionali che lavorano bene in meda in sa didattica e in sa circa pure. Tu hai questionato di un'università che ha fatto commenti, potremmo narrare, un vapore che è entrato in su mare, questa riforma su la muovita un chirro a satiro. Secondo te è qualche cosa che è stata fatta e che forse si deve essere stata fatta in un'altra maniera, che forse si ha questione della burocrazia, qualche cosa che borliga ad un vago. Certo, su che anti sbagliavo è sta proprio cosa che anti sbagliavo in sa sanità.
quando regionas in istruzioni e in sa sanidade, pensando a soddinare chi si spendenti, pensando prima a soddinare chi si spendenti e poi a s'obiettivo che tieni, sì? È sbagliato questo, questa maniera regionale è sbagliato proprio in possa formazione spiccioccheddos e possa sanidade. La prima cosa che devi pensare in Gunisi è il tabollo. Questa cosa importante da ottenere, dunque non importa da quanto si spendenti. Cico de dove vai, prima di tutto tieni su standard, sa qualità dei dottori, sa qualità e sa sanità per ogni uomo, poi casti a quanto si spendenti. Ma la prima cosa deve essere l'obiettivo, che se uso ragionando del suo tempo benidori, dei figli nostri, della qualità della vita dei figli nostri, dell'intelligenza dei figli nostri. Comprendi? Dunque, questi punti settori, a undi questa maniera di ragionare economicista, è sbagliato. Certo, devi risparmiare, ma dopo che hai fatto su che devi fare. Non siamo questionare delle aree sinari che lo vogliare da su braccone. Certo, come ti fanno in famiglia. Con figlio mio, devo fazzo, se figlio mio deve studiare, la prima cosa che faccio è questa. Poi, casti un canto a spendio e canto matura da poi altre cose. Ma la prima cosa, questo è l'obiettivo e questa è la politica che tu devi fare. Ma quando la politica è fatta scelta da economista, si usa arruinaus. Vado un'altra cosa che mi interessa a cercare di comprendere meglio. Quando stiamo di università, stiamo visto l'ultimo in sorgiornale, se lo vediamo in televisione. Sorgiovano pare che in Italia in università non tengono una fortuna manna, questo che chiamiamo precariato. Sì. Come è questa situazione? Come idindela di evodie, da intro? Funti cominciando a tornare a piegare i concorsi. I concorsi sono potenti in università di giovani di qualità di manna. Questa è una riforma da fatto bene, ha fatto bene questa riforma in questo campo del reclutamento. Poi teneus una maniera di vigare i agenti no, ai professori no, precariato, certo, fonti precarios, ma vinces a 30 anni. Si traballanta bene, a 30 anni entranta stabilisi, entranta a un livello buono e dunque ti traballai come ti traballanta i spicciocchi di 30 anni, con questa grinta che tenenti, con questa forza che tenenti e con questa gana vinzas de vai cosa noa e questo in questo ambiente sa circa è una cosa importante in meda. In altri tempi, sul reclutamento via da traballoso, intrasta a 40 anni, a 45 anni e comprendesi che in ogni traballo finza a crescere fra il largo, in ogni traballo se tu entras a 40 anni non tenisi sa proprio forza di cambiare, sa proprio gana di cambiare sul mondo cosa tua, naraus. Entrando proprio come in questo che vaghe di evodie, tu sei professore di letteratura sarda, sono giovane, come te attovianta sul mondo e sa cultura nostra? Questa è una bella domanda che mi stai facendo e in noi pure ci fonti è problematica questa risposta pure. Teneus un fenomeno che conosceus, su sardo non è passando da una generazione a l'altra. Teneus un problema proprio dei giovani. Spiccioccheddos pitticus in famiglia non questionano proprio su sardo e dunque teneus una prospettiva mala in questo senso. Però un'altra cosa buona è stata fatta, vinzas adesso all'Università di Castello. Noi abbiamo fatto l'ordinamento delle lezioni e teneus sa filologia sarda, poi la prima botta in storia, sa filologia sarda, sa letteratura sarda, sa linguistica sarda che ci via da su tempus de Antoni Sanna e dei maestros mius, sa linguistica, ma poi teneus sa lingua sarda, fatta da un professore in manno come Maurizio Virdis, finzas ai moi, ma poi c'è finzas una giovane, brava meda che va di sa lingua sarda, che è Giulia Murgia, e poi teneus i lettori, commenti per ogni lingua, posso tedesco, posso inglese, teneus i lettori, questa prima botta in storia, teneus tutto su che teneus, posso tedesco e posso inglese, tu teneus finzas posso sardo, e tolinai questo. Si considera su che appunto prima, cioè, su problema di imparare su sardo quando si
piccioccheddu est un problema mannu, però de neusu, de s'attra parte, su sardu considerau cosa de cultura, cosa de prestigio, possa prima volta in s'istoria. Ma questo non basta si scetti sa gente de cultura che stiano da su sardu, questo non basta, diventa una cosa de s'elite. Non è su chi voleus, nosus du imparaus a piccioccheddus, ma se issus puru da considerant una lingua de imparare scetti in s'università, seus spacciaus totus. Fa che sapete su latino e su greco. Certo, ci succediu in Dublino, de quando est entrata sa lingua in scola, antibiu che in domu i piccioccheddus non cristianant abrusu che aveva da materia in scola. Come è successo su latino in s'Ottocento su sa scuola palatina, naraus. Luidio, entriamo come in un altro conto che è sempre all'acca di su che siamo urnande. Prima di tutto, sono giovani, sono piccioschi che arrivano all'università, ischini, li teniamo in domo, primo. E seconda cosa, i te lo si spanta di più. Commentinare da questo assessori che teneus, che stroceus meda, la ringrazio per la domanda. Anzitutto la ringrazio per la domanda. Proprio che hanno approvato la prima volta, quando faccio letteratura sarda, che è una letteratura complicata linguisticamente, che teneus letteratura sarda in castigliano, teneus letteratura sarda in italiano, considera deledda i testi possa Sardigna, possa cultura nostra, di teneus in italiano, di teneus in latino, letteratura sarda, di teneus in medas linguas, deu faccio scetti letteratura in lingua sarda. O che hanno a fare su corso un po' deledda, ma è la prima volta che faccio una cosa. Faccio scetti letteratura in lingua sarda poeta che i piccioccheddus che vengono da scuola, sul liceo, non hanno conosciuto mai letteratura in lingua sarda. Dunque non conoscono le estetiche, le forme, vinzas, e imparano bruso su sonetto, bruso sottada, non duscinti, i tavai di questa letteratura sarda, che è un campo complicato, denisi sa gara, denisi poetas a taulino, denisi fonti i qualitati di poesia differenti, denisi scontos, che fonti un'altra qualità che consideraus scetti in prospettiva antropologica e stiamo dontimini questo. Che noi non siamo gente da considerare scetti in prospettiva antropologica, siamo in storia noi. Dunque, insomma, faccio scetti cosa in lingua sarda, voi piccioccheddus, che mi pare che sia da giusto vai da aici. O canno, poi la prima volta ho provato sa gara. Poi noi su teneus una parte dessa sardistica che è in Portumanno, etnomusicologia. È una scuola bella, questa di Ignazio Macchiarella, de Marco Luzzu, fonti vendi cose mannas e bellas, in zappunau. Su che vainti mancai vendi etnomusicologia, si duvazzu deu puru in prospettiva però letteraria e dunque i piccioccheddus tornano a conoscere un mondo complicato che tiene di sa musica, su canto, che tiene di vinzas a forma letteraria, eccetera. Poi avremo botta provato sa gara poetica in ottadas. Apu domandavo ai piccioccheddus fiant binti, che è un numero la vai da ispantu, fiant binti, e tu apu domandaus, deis mai via mai una gara? Ci sei andato? Ci estesi come funzionata una gara, quali funti spattisi di questa gara? Sabati prosmanna, scetti due piccioccheddas, da conoscianta bene in meda, che vianta mancai de biddas a undi is babbus e is mammas andant a sa gara e potata antivotau vinzas a su picciocchus. Sabati prosmanna non sciada manco dei tavemus a ragionente. E poi tu sapu domandaus a postisi de su voto, a postisi de interrogazioni. E fiant avregiaus, ma avregiaus meda. Dunque, sa domanda che ha provato ai colleghi, ma voi non deus fatto mai gusto? È l'unica parte della cultura nostra, questa della gara campidanesa e logudoresa, è l'unica parte della cultura nostra che non ha mai fatto sconto su questo italiano. L'unica, anzi, che non esiste in italiano, non può esistere in italiano. A taulino hanno fatto questo traballo della poesia in due linguas, poi ci pone vinzas italiano. Sa gara non può essere in italiano, non succede mai. Moi sa gente conosce di più italiano che su sardo, ma i poetas non ci pensano manco un poconca di si piga
a cantare un'ottava in italiano, ma manco un'ottava, se non funti strocendi sattru poeta, no? Se non depinti strocci saggenti, se non depinti vai satira, ma de non depintendi mai de uno poeta de palco che vai di ottava in italiano in su palco. Non usciu se c'è un caso, ma credo che non ci sia. E quando tu hai attuato sos collegas tuos, prima in internato, lo devi fare primo. Hai in mente in conca di fare altre cose in Parisi? Certo, da Punau ci vonti in Moi, in questo momento ci vonti collegas in campus Meda, che stimano questa questione a lingua, che gestionano dessa lingua, gestionano dei cosas sardas in una certa maniera, considerando questa lingua, ma è una cosa dei Moi. Se musicologia, per esempio, non ci via da prima. Ma manco in altre discipline di niente stima della poesia nostra. Io tengo un maestro prus antico, che è Giovanni Pirodda, che è del 32, e dunque esso ha conosciuto un tempus antico meda in sua università. E come mi conta da isso, come sta arribando isso a lingua sarda? Su maestro si chiama Giuseppe Petronio, è un nome conosciuto meda. Giuseppe Petronio, ma nau Pirodda, non considerata una cosa di importanza la poesia sarda. Burrumballa di gente che non valide, di gente sarda appunto. E Pirodda cominciava a studiare cose medievali, cose siciliane, ha studiato a Verga, è uno dei primi studiosi su de Verga. Poi è successo che una cosa in Sardegna, tanti domandavo a fare cosa po' sa poesia sarda, Montanaro. E cominciavo a ragionare come funziona questa poesia, che è un uomo di intelligenza, e cominciavo a studiare la sardistica. Siccome cominciavo a studiare la sardistica, e in questo tempo ci via da più giovane Giulio Paulis, che è un maestro umano della linguistica, dunque che studiava a livello prusartus, sa lingua come materia scientifica. Ci via da Maurizio Virdis, che studiava linguistica sarda, dunque si punta a Gattaus e anti cominciavo a studiare questa maniera di fare cursus che teniano a intro pure questa questione della lingua e della poesia in lingua. In università non potete essere l'unica cosa che vedo, che noi siamo un'università italiana e dopo vai, giustamente, professori che scienti storia sarda, ma non scienti sarda, che non conoscenti la letteratura, la storia europea, non potete conoscere manco questa sarda, comprendi? Dunque, depende vai dotto, ma anti posto una vatti di importo meda, anti cominciare un discorso che arriva da vinza ai tempos che da contavo prima, dai tempos nostros. Aonde teniamo dotto con dignitadi. Nessuno collega in moi alzata sa mano esinata da sei sfendi don timminisi. Nessuno. Però, appunto, questa è una cosa bella meda, ma dessa battiatta dessa società, dessa università. E poi, sa domanda è, depende tornare a calare tutto in si scuola, su chi si ostententi de vai, formare professori, dunque sa tornata in si scuola superiore in media, ma non basta da, che il problema che teneus è sa scuola dei spicciocchetti di 3 anni, di 4 anni, se non intendi mai, manco a sa iaia che stiano in sardo, se non intendi sa maestra, in questo tempo non diventa mai lingua 1. Anta diventare lingua 2 sofisticaus, anta vai con un'accettazione da raolla, ma non è questa cosa che io le uso. Vidindela da studioso, te potete fare questa politica in generale, non siamo questionare solo della regione, ma finza proprio la politica che sei tutto certo, quanto noi. Sporo, certo. Te potete fare, può azzuare che come ammorbito che questa cosa da arte deve calare, ma come ti si semina da carchi semina nessi a fuori de... Certo, e te potevo fare, c'è un professore Manu che mostra in pensione, si chiama Gianni Loi, e ti ha fatto Gianni Loi. Gianni Loi via Seueso. Vengo in Castello, ha studiato, non c'è da questione su sardo, poi non c'è da questione su sardo, che ha 70 anni, e stato pensato in suo tempo quando teniamo a Bregungia, quando si antanau che via da Bregungia a imparare il filo su questa lingua. Ma isso si sta rennegato
aici meda de questa cosa, che ha imparato su sardu. E ai fillus, che funt giovanus meda, funt pitticheddus, dus ha questionau scetti in sardu. Dunque, a questo spicciocchus tenenti sa mamma che chistiona da spagnolo, su babbu che conissus chistiona da scetti in sardu, questo doppio fai su traballo che ha fatto Gianni, che non sa su lingua uno, mancai a ponosus è un traballo prospittico, ma una parte di questa società potete diventare su traballo de vai. E Gianni Gianni Loi mi narada questa cosa che ha fatto ed è importante vinza in questa relazione che tengo con i figli. Che questo è sa lingua dell'affettività che tieni con suo babbo, dunque potete immaginare si importa che tieni di questa lingua con questo spicciocchetti e finza s'altra lingua che questionata. Spagnolo è stessa lingua che questionata con sua mamma. Siamo sempre quasi insegus per imparare altre lingue. Se due Certo. pesas, figlio tuo, figlia tua, in due lingue, Certo, e molto sceus. la possibilità di scrivere altre lingue, di imparare altre lingue è Certo, ma vinza sa gana da sa imparare. Se tu ne tieni scetti una come ti tieni gli americani e gli inglesi, has considerare sempre gli altri cosa de pago conto. Dunque è importante vinza eticamente questa cosa. Come l'università siamo questionati di questo mondo che è in mano, che è bello, che è complicato, ma questa università che ha vivido, come tutti, un canto quasi 2 anni difficile con questa peste in mano e questa pandemia. Come è cambiata la vita del suo professore dell'università, quali sono i suoi problemi, che siamo obbedendo ai pure, che tanto non ne siamo obbediti ancora e chissà che non abbiamo obbedito di tutto. Castia, quando è cominciata questa cosa mala, questa pandemia, noi siamo ubicati sul secondo semestre dell'anno accademico. E dunque, da una dia s'altra santinao la vai, non si poteva fermare. Dunque, questa questione in questo momento via da ognuno vazza da su chi deve di vai e su chi può di fai. E sti è una cosa bella, che tutto su mancai con su spanto, antipicavo su computer, antiparavo a imparare su software, che non fia da facili, non abbiamo fatto mai una cosa di aici. Sa lezioni in università è sempre stata a facce pari con i spicciocchi. È proprio una relazione vinza performatica con i professori. Siamo commentatori, no? I spicciocchi si devono intibire vinza movendisi a noi. E ho fatto meda de bruso de su che si poteva fare. Poi in stati, l'università ha fatto una cosa, finza a Roma, a posto su di Naivo, dove vai, ma s'atteneo da Castello, non scevo i altri commenti anti-traballau, e ho comprato una tecnologia avveniristica. In ogni aula noi tenevamo su telecamere, computer di qualità di manna, e dunque quando ho ubicato su semestre, su primo dell'anno 2021, dell'anno accademico 2021, tenevo tutto. E ho tornato a piegare in presenza. 2 lezioni in presenza e poi santi tornato a firmare zona arancione, non mi ricordo se via da zona forse a Rubia, non mi ricordo documenti via da questa questione, ma santi tornato a firmare e tornavo a mandare a domo. Dunque, e ho fatto de bruso di ciò che si poteva fare. Però non è stessa proprio cosa. Dunque, gli spicciocchetti santi imparavo uno scante cose di importo, ma dopo ho tornato a fare l'università e questa scuola come si deve di vai, come si è sempre fatta. In un'aula, in presenza, con il professor Caucci che è in suo studio pronto a ricevere la gente che tiene di domande a vai, che tiene dubbi su. Dopo ho tornato a applicare questo modello. Poi questa è una questione importante politicamente. Se noi pensiamo in Castello, che sa lezioni universitarie, potessi scetti online, se ho smotto su. Poi se esti online, tu pensi che dove figlio mio devi scrivere in Castello, dopo scrivi a Bologna. Se l'università di scetti online, dopo scrivi a Oxford. Comprendi? Ma è da imparare a Oxford, figlio mio, che stiamo un computer.
S'università è vinta a sa vita, in relazioni. E si relata. Certo, ma sa relazione, certo, orizzontale, con i scompangios che ti imparano tanta cosa, ma cosa a me da imparas? Ti ho un libro de ligi che antiligio, mancai, un libro di poesia che antiligio, ti poni in una questione manna e ti nanta che esiste di questo filosofo che dà di mancai arregionata questa questione. Insomma, l'università è questo, agatta su professori. È un dritto di vita, non è solo un dritto di cultura. Imparai o imparas in sa vita o non imparas nulla. Non serve da nulla sciri cosa meda si esti in foras del suo mondo. Dunque, questa è una questione politica, ancora una volta, ma vinzasa deontologica. L'università è questa cosa che conoscevo. La scuola è questa cosa che conoscevo e non dobbiamo accettare che da vurrinti tutto a informatica. Quando tu fai una lezione, ti consigli a questo giovane che viene, che è la prima volta, che invece un luogo già visto e dentro un luogo di confidenza con la storia e la lingua nostra, può cominciare a seguire in questa passione. Ma qualche autore che consigli, o qualche altra cosa. Tocca da biri, poiché il nostro, come ti divemo la rendi, non studia tascetti sa letteratura sarda. Quando arriva che me mancai sa magistrali e dipinti vai letteratura italiana 3. E in Denisi, che beniti di letteratura classica, e dunque da consigliare sa letteratura italiana con autori che issos potenti comprendi meglio che beniti di questo percorso di studio. Tenisi Sattru che ha fatto un percorso storico e dunque da consigliare una cosa che ti piace di De Bruso e da aiuta da De Bruso, poi cerca che fa Endi, poi sa ragionamento che fa, poi suo percorso formativo che fa Endi. Dunque tocca da biri, vinza con questa letteratura sarda, tu devi biri e tanti studiao 800 su francese e sa da pannai 800 su sardo è bello che accesti questo poeta, questi scrittori in questa lingua, in italiano o in sardo, comprendi? Finza da questa letteratura sarda devi vai una regione, certo che quando faccio sa gara è sa gara, non fai dannai che sottata accesti e vinza in Toscana, è un'altra cosa, non c'entra nulla. Che se improvvisazioni c'esti in Corsica non c'entra nulla, è un'altra maniera di improvvisazioni. Appunto la bellezza di questo mondo è che è tutto differente e l'orgoglio che teneus è che poteus nai, e questa è la prima lezione che faccio, che non esiste di questa poesia universale, che è uno scimprorio che impara in scuola, la poesia bella e la poesia universale. Quando è universale, questa poesia non serve da nulla. Poeta non c'è nulla dei provinciali della poesia. E sa bellezza è che questa poesia è villa di una cultura. È torrada a una cultura. Nasciti a entra una cultura, è orientata poco sa cultura. Se tu fai l'esempio che faccio spicciocco è, se ando in Cina e disinau ai cinesi mancai dei sbiddas, disinau la vai sa bellezza di questa terzina de Dante. Intanto terzina non è una forma della cultura in soro. Tu in casa non senti vai in nuda. Terzina. Poi non è bellezza questa, poiché non è dessa estetica in soro. Mantannai. È interessante. Tengo questa poesia pintata de me, mantannai, e devo una poesia pintata, non comprendo nulla, manca i miei piace di su colori, ma non sei appreziendi se estetica, cioè s'idea de bello che dai in tissoso. E questa è la bellezza del suo mondo. Caseuso differente, ma che poi provinciali, bonai, la poesia europea tiene di caratteristiche europee, la poesia occidentale, podisnai, ma universale è uno don timmini. Possa musica, come ti possa poesia, come ti possa pittura. In questo tempo che siamo vivendo, che cosa di importo possiamo apprezzare in terra nostra? Abbiamo sempre questionato la gara poetica, dei ormanos, abbiamo questionato la poesia, di meditazione, ma oggi teniamo uomini e femmine che fanno cosa di importo, la lingua nostra che possiamo studiare. E certo, teniamo poetessa Anna Cristina Serra, è una bellezza da legge.
e poesia a Taulino, e issa è una poetessa dei Sprusmannas che teneus in questa varietà di sardo. Ma chi andas in Nuoro, tenis poetas de una bellezza manna, fillus de atros maistros, poetas mannus e tutto. E ci via da ingunis Predu Mura, nasce in su 1901, poi su Villu, Antonio Mura, e poi teneus a Giovanni Piga. Insomma, teneus tradizionis urbanas o deis biddas, ed è in Portumanno ancora oggi. Poteus ascoltare poesia bella, e poteus liggi poesia bella, poteus cantai poesia bella, dei tempus nostros. In su balco tanta gente de 30 anni, no, non seus mottus, sa gente pensa che è tutto spacciato. Sì, ma questa è una cosa che va in tipo tutto. Per esempio, si va da quando avevamo giovane in università, il romanzo è morto. Significa da dire a francese, no? La mort dell'autore, l'autore è morto. Poi va in morri tutto, ma via da un'idea scimpra, non c'è nulla. Certo, in sa cultura non muore nulla, ma cambia tante cose, cambia da sa maniera de comprendi questa cosa, ma vinza de da vai, cambia sa maniera su verso, cambia sa maniera de du cantai o de du scriri, o sa grafia, scioverà un'altra grafia, ma non muore nulla. Duilo, Dio ti torno grazie, sposa passione, sa competenza che ha sposto e chi nos ha dato. E speriamo di avere dorra, si deve spiegare. Se ho Dio che torno grazie a vosaltros, posso traballo bello che si sfendi, tipo con interviste, con gente di importo. Si sfende una cosa bella che serve da tutto, grazie. E speriamo di entrare in vista, non ero in università, ma vista di fare a maniera che i giovani possano dire che con Saliba si potete ribagliare bene, è una cosa di importo, po' sul benitore nostro, della cultura, ma vista un po' l'economia della terra nostra. E finza la vostra dignità di nostra che non è sti cosa di pago quando devi fare economia.